Tra pochi giorni sarà disponibile il video intervista e altro materiale che ci aiuta ad entrare nella seconda parte di Animazione e Governo della Comunità. È la parte che porta questo titolo, il direttore nella comunità religiosa salesiana. Si guarda alla vita reale delle comunità così come si coglie nelle varie regioni. Già negli oltre 300 contributi dalle varie ispettorie da cui ha preso vita questo testo. Una delle insistenze più ricorrenti era quella di chiedere ai direttori di comunità a essere anzitutto custodi del carisma, costruendo vera fraternità. Quando è questa l'energia che ci unisce, diventiamo lievito di comunione anche per la gente tra cui ci troviamo a vivere. È la stessa ispirazione che raccogliamo da questa casa che Don Bosco ci ha lasciato qui a Roma al termine della sua vita. Ed è da questi luoghi che parlano della sua presenza che saremo introdotti al direttore nella comunità religiosa salesiana. È la parte più sostanziosa del testo, una cinquantina di pagine, perché va a toccare gli strumenti e strutture di animazione della vita della comunità, come il consiglio locale e l'assemblea dei confratelli. Avremo 3 mesi per volgere qui la nostra attenzione attraverso la lettura, la riflessione, la condivisione comunitaria. È un cammino che si sta facendo in tutta la congregazione. Questo è già di per sé una energia che ci unisce.